Ciao, sono Gerlando Gibilaro e io sono Andrea Borruso e questo è Teste di Nicchia, un podcast creato per mettere a fattor comune le nostre esperienze su società, diritti, dati, tecnologia ed in generale per far emergere ciò che troviamo interessante. Ci ascolti su Spotify, Amazon Music, Spreaker ed in generale su qualsiasi player podcast usando il feed RSS, ma la piattaforma sulla quale pubblichiamo è Substack. Basta cercare Teste di Nicchia Podcast e se ti va, qui puoi mettere un commento non solo per suggerire approfondimenti, ma anche per partecipare direttamente, arricchendo tu stesso il contenuto della puntata. A questo proposito, Andrea, permettimi di fare un appello. Caro amico Testa di Nicchia, vedi, sto dando il tu come mi hai insegnato. Sì. Se metti un commento, se metti un cuore, un pensiero, una faccina, ci dai un feedback per cui sei passato, sei venuto qua, quindi sei entrato, ascolta, dacci un'idea, un pensiero. Esistono solamente risposte stupide, non domande stupide. Peraltro poi ti dico una cosa, mi capita di trovare degli amici che mi dicono: Gerlando, anzi, compare, che puntata fantastica, bellissima, siete stati favolosi. Anzi, a questo proposito, sotto casa mia, mi dice, c'è una buca, hanno scarificato l'asfalto, l'hanno lasciato così e si è formata una buca. Perché non vieni a parlarne? Caro amico Testa di Nicchia, con amore, come mi hai insegnato tu, no? Io non solo ci vengo, ma ti porto pure anche Andrea Borruso a parlare. Alla fine, dopo che ci siamo documentati, dopo che ti sei documentato, non solo facciamo la puntata, ma la risistemiamo la buca. Questo per dire che partecipare richiede un po' di impegno, un po' di tempo. Un po' di impegno, un po' di valore, e anche richiede anche il fatto che, insomma, se passi da queste parti e hai un'idea, mettila per iscritto se ti va. Allora, Andrea, niente, io sono seduto qua alla tua sinistra, mentre tu sei sul divano a destra, e quindi come tale hai già vinto. Ho vinto, questa volta ho vinto io. Questa volta hai vinto, basta che voi, lo dico a tutti quanti voi, basta vi mettete a destra di una persona e avete vinto per ora. Sì, siamo una settimana dalle elezioni europee e parliamo non tanto dei risultati, ma quanto dei dati. Sono usciti una serie di articoli interessanti, un po' di polemiche sul fatto che ancora i dati non erano usciti fuori, non erano stati elaborati, problemi, ma ci sono stati un paio di articoli, uno molto interessante sul Sole 24 Ore, infodata, le notizie raccontate con i numeri, è molto bello, che prendono le mosse dai dati e citano l'associazione Ondata. Allora io ti chiedo innanzitutto che cos'è l'associazione Ondata e che cosa avete fatto. Allora, l'Associazione Ondata è un'associazione nata quasi una decina d'anni fa, che nasce proprio in un caso di riuscire a rendere disponibili, leggibili, utilizzabili con del software dei dati sui beni confiscati. Nel senso, fu l'azione che ci fece divertire un gruppo di persone, che creò un passaparola, che poi stimolò la pubblicazione in questa modalità migliore direttamente da parte dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Quindi noi abbiamo fatto una classica azione di civic hacking, cioè la società civile trova una soluzione creativa a un problema non risolto, e in questo caso la pubblica amministrazione con un po' di tempo però risponde mettendo nella pratica, quindi non c'era più bisogno poi di fare tra virgolette l'hacker, perché lo fanno direttamente loro. Quel gruppo di persone si piace, si diverte e dice però se facciamo le cose soltanto la notte, proviamo a formalizzare, facciamo un'associazione e nel tempo impariamo soprattutto a smettere di giocare col computer, perché è il pezzo più divertente, fai la cosa incredibile con le mappe, con i dati, con i grafici, con i numeri, ma perché ti piace giocare a te, e impariamo sempre di più ad ascoltare un'esigenza che viene dall'esterno, da un esperto di qualche tema. E quindi a confrontarvi con una questione tecnica non specifica sui dati, Esatto. E l'associazione cresce, capisce un po' meglio quello che deve fare e diciamo adesso l'obiettivo di fondo principale è stimolare la pubblica amministrazione a fare in modo che i dati siano un bene comune. Questo sembra uno slogan nostro, in realtà è scritto da anni nel piano triennale dell'informatica, che è un documento di riferimento per tutto il digitale nella pubblica amministrazione. Ma torniamo alle... Ma i dati sono un bene comune e in questo senso le elezioni, i dati sulle elezioni, quale bene più importante in relazione alla partecipazione della cittadinanza al
all'elettorato e quindi a quella espressione massima di democrazia. Partendo da questo concetto, il Sole 24 Ore dice: come è cambiata la geografia politica del paese dopo le elezioni europee? Chi ha vinto? Grazie a Ondata, che ha aperto i dati elettorali che il Viminale si ostina a non voler pubblicare in formato open data. Sì, allora, il Viminale ha un bel sito gestito, si chiama DAIT, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, non entro troppo nel dettaglio, la sezione si chiama Eligendo e è possibile guardare gli aggiornamenti nel tempo. Dico guardare perché sono tabelle, grafici, mappe. Non è possibile, oltre a guardare, elaborare quei dati, perché, diciamo, semplificando, non sono scaricabili. Diciamo, l'Excel, facciamo finta, non è scaricabile. Ma non pubblicano questi dati? Sì, li pubblicano, ma mai nelle ore, nelle giornate, nelle settimane vicino alla data del voto. Li pubblicano diverso tempo dopo. È bellissimo perché c'è lo storico di tutte le elezioni. L'archivio è molto interessante per studiare la variazione del tempo. Ma qui qual è il problema? Un giornalista, un ricercatore, un politico, chiunque si va a votare e vuole sapere, oltre Mentana che si fa la maratona, e tante altre persone vogliono un po' pesare quello che è successo, gli spostamenti a destra, alla sinistra. Direi gli spetta alle persone essere informate. Esattamente. Su queste cose. E allora cosa facciamo? Lo facciamo ormai da diversi anni. Difatti, la cosa interessante, un altro bell'articolo uscito su Sky TG24 firmato da Raffaele Mastro Leonardo, lo stalker stavolta è lui. Io tornavo domenica da un viaggio in Trentino e mi arriva un messaggio in chat: senti Andrea, ma non te lo dico perché voglio, però quest'anno fate... Io ho detto, ma io quest'anno forse non mi ci sarei messo, peccato, mi piacerebbe. Io in queste cose, diciamo, mi sento toccato nell'anima in queste cose. Siccome il sito è più o meno sempre lo stesso, cosa abbiamo fatto? Semplificando un po', diciamo, sono pagine HTML, quindi immaginate che c'è almeno una pagina per ogni comune d'Italia, quindi diciamo circa 8000 pagine. Ho fatto uno script che cos'è uno script? Ho scritto del codice, okay, che replica un po' quello che farebbe l'uomo, cioè come se io facessi 8000 volte clic, copio la tabella visibile e la incollo, facciamo finta, in un foglio elettronico. Questo ci pensa il codice che ho scritto e alla fine produco un mega tabellone. Quello che facciamo, perché funzionano così i dati aperti, lo descriviamo, diciamo qual è la fonte, diciamo a che ora abbiamo fatto questa estrazione, anche perché noi abbiamo estratto i primi dati quando ancora mancava qualche seggio, quindi dobbiamo documentare quello che facciamo. Se c'è qualche nome colonna strano, c'era, che ne so, un perch _ R, che erano le percentuali della vecchia tornata, quindi documentiamo, rendiamo pubblico in formati adatti a chi fa analisi, e abbiamo fatto il passaparola, e lì escono N articoli. Perché io ho visto anche sul post, nell'articolo li mettiamo tutti ovviamente in sinossi, in descrizione, la Lega ha perso il Nord, fa anche una serie di considerazioni e ovviamente vi cita per quanto riguarda anche delle mappe. Molto interessante la questione delle mappe. Allora, lì è una cosa bellissima che è arrivata in chat, sempre privata, lì il contatto è Isaia Invernizzi, sono tutte persone, quelle che sto citando, a cui voglio bene e che stimo professionalmente. Dopo che pubblichiamo i dati mi dice: Andrea, i dati erano tutti pettinati. È stato molto semplice fare la mappa, perché noi cosa abbiamo fatto oltre a estrarre i dati? Per fare la mappa devi poter associare una riga della tabella a un luogo. Tu dici, vabbè, c'è scritto Palermo, c'è scritto Milano. Non è tutto così facile, ci sono i nomi con gli accentati, i nomi con gli spazi, e allora a volte Cefalù è scritto con la U con l'accento, oppure U singolo apice. E allora noi cosa facciamo? Cerchiamo di standardizzare il dato. I comuni italiani hanno un codice assegnato che è quello Istat, e quindi quello che facciamo in più, rispetto ai dati come sono pubblicati sul sito del Viminale, abbiamo aggiunto i codici Istat. Quindi un data journalist, cioè un giornalista che sa scrivere storie basate sui dati, può prendere direttamente la colonna coi codici, un po' come il codice fiscale per definire una persona. Il codice Istat definisce un poligonetto, e hanno fatto la mappa molto rapidamente, e quindi
Poi la cosa, voglio raccontare un fatto personale, vado un attimo, qua sembriamo tutti bravi, no, assolutamente no. Quando il primo anno, non mi ricordo se è stato 5-6 anni fa, insomma è stato un po' di tempo fa, in cui ci fu questo problema, io faccio una gaffe, proprio io personalmente, che sono fra l'altro il presidente di Ondata, faccio una gaffe terribile, perché oltre a dire Viminale non pubblicate i dati, aggiungo ma avete pure l'indirizzo, l'URL sbagliato. Perché, siccome questo dipartimento che si occupa dei dati si chiama DAIT, io dico, vabbè, ma questa è la sezione dati del Viminale, scrivono DAIT, ma tu guarda che gente che lavora male. Ero giovane, stupido, e lì devo dire loro risposero in maniera comunque educata, per dire che comunque i dati aperti vanno pubblicati presto e subito, e che tutti possiamo commettere errori. Questo, diciamo, ho ricordato un episodio molto, molto divertente. Perché non pubblicano i dati? Negli Stati Uniti abbiamo l'Open Government Data Act del 2019, le agenzie federali dovranno pubblicare tutti i dati in formato machine readable e nominare un Chief Data Officer. Facile fare data journalism negli Stati Uniti, ma io ti volevo chiedere anche due cose. Chi sono Gunther Richer e Alessio Cimarelli? Allora, sono due soci di Ondata, tra le altre cose belle, sono altre due persone. E che cosa hanno fatto? Allora, Gunther è un poeta delle mappe, io l'ho detto ieri in chat, ha utilizzato i dati che abbiamo estratto, metteremo in sinossi il link, per fare delle mappe per mostrare dove si spostano i voti dei grandi partiti italiani, e anche misurare visivamente con delle mappe. Io l'ho visto, ho fatto la prova, molto interessante, sul comune di Palermo, vedere questi spostamenti. Lui è veramente molto bello. La cosa incredibile di Gunther è che non soltanto lui progetta le mappe, ma la cosa bella è che l'applicazione che genera la mappa l'ha creata Gunther. Gunther è anche uno sviluppatore, quindi Gunther ha creato sia il motore, sia poi sceglie lo stile come realizzarlo. Mentre Alessio Cimarelli è un socio fondatore di Ondata, c'è dal momento zero, è un bravissimo sviluppatore, e qui sfruttiamo un suo progetto che ha creato all'interno dell'associazione, che rende disponibile tutti i limiti amministrativi, quindi tutti i poligoni dei comuni, delle province e delle regioni, nella serie temporale, perché i comuni d'Italia cambiano quasi ogni anno. Se sei un giornalista può essere molto comodo, in base alla tornata elettorale che stai analizzando, fare la mappetta associata ai limiti, ai poligoni amministrativi di quella tornata, altrimenti puoi non trovare ad esempio il comune dei Misili Scemi, certo, il che è un problema comune... dei confini amministrativi italiani. Esattamente. Alessio ha creato un'applicazione che li rende disponibili a chi come Gunther fa le mappe. Gerardo, ma se sei andato a votare a queste elezioni? Dunque, se hai votato dall'Italia al 49,58% sei una testa di nicchia, mentre se sei un elettore dell'Unione Europea al 51,01% sei una testa di nicchia. E questo è quanto. Teste di nicchia è un podcast autoprodotto. È scritto da Andrea Borruso e Gerlando Gibilaro. La cura editoriale, la supervisione e il producer sono assenti. In redazione non c'è nessuno. La post-produzione ed il montaggio non sappiamo cosa significhino. Le musiche sono di Strasburgo Series. Le fonti dei contributi audio sono indicati nella sinossi.